Giosuè, complimenti innanzitutto, la mia è un'intervista non di parte, si nota dai colori del fazzolettone, questa è un'intervista, andrà solamente sulla contrada di Voltaia, ma al di là delle battute complimenti, le tue prime impressioni su Piancastagnaio, sulla corsa? Le prime impressioni, sono contentissimo, Voltaia mi ha dato una grande possibilità per dimontare con loro e montare un gran cavallo, l'ho sfruttata al massimo e poi il risultato è arrivato a casa. Hai aspettato, hai atteso il tuo momento, Castello è uscito forte, te lo aspettavi? Sì, io sono stato tranquillo quando ho visto il Castello davanti, perché pure il cavallo non l'avevo mai montato in corsa, però ho dato retta a Walter che lo conosce come le sue tasche perché è il suo, ho mosso all'ultimo giro e sono venuto a casa. Avevi l'avversaria vicina, avevi Andrea Mari che faceva il suo ovviamente, nella mossa ognuno cerca un po' la miglior situazione, però mi è sembrato che il Mossiere alla fine abbia dato una mossa valida per tutti, cosa ne pensi tu? Sì, ha dato una mossa valida per tutti, giustamente c'aveva Andrea giustamente è un gran fantino, voleva fare il suo, giustamente siamo rivali, certo. Lui provava a far tutto per uscire primo, però sono stato attento, concentrato, me sempre e sono partito davanti a lui. Quando avevi Castello davanti con un altro grande fantino come Gingillo, che pensavi in quella? Che pensavo? No, niente, ci ho provato destra, sinistra, poi allora ho aspettato all'ultimo giro, ho detto adesso provo subito all'ultimo giro, conoscendo il cavallo che l'ultimo giro viene alla grande, e ho forzato e ce l'ho fatta e ho vinto. Bene, senti, ultima cosa, dimmi di Voltaia. Lascia stare il mio fazzolettone, però è la prima volta che vieni a Piancastagnaio in una contrada che vuole sempre vincere, te lo dico da vecchio dirigente. Io di Voltaia devo dire solo una cosa, grazie perché questo è il primo palio che ho vinto e devo ringraziare solo Voltaia. Bene, allora non era l'ultima, è vero che sono voltaiese, tutti lo sanno, però su Amiata News ci guardano un po' tutti. Cosa ti porti dietro anche di Piancastagnaio, sinceramente? Perché cosa ti porterai stasera dietro da Voltaia, però da tutto Piancastagnaio? Oggi porterò dietro un gran futuro, spero. Ti sei trovato bene? Sì, mi sono trovato benissimo, spero di ritornarci e far sempre bene. Bene, complimenti ancora, ti ringrazio ancora, ciao. Grazie. Mi hanno nominato Walter Pusceddo, ora mi sembra che lei sia Walter Pusceddo, se ci può dire qualcosa. Walter, torni nuovamente in questa contrada in una veste vittoriosa, l'hai fatto in borgo quest'anno, insomma Piancastagnaio finalmente sembra che stia voltando pagina per te. Sì, parte da 3 anni fa, diciamo, quando sono tornato a Piancastagnaio portando il cavallo in Voltaia con Silvano, e poi l'anno scorso ho montato nel borgo e quest'anno ho riportato il cavallo in Voltaia. Senti, dimmi qualcosa però di questa sera, perché mi ha detto ora Giosuè che aspettava anche i tuoi consigli, aspettava il tuo cavallo che prepotente è venuto fuori come doveva venire e ha vinto insomma come quasi tutti si aspettavano in fondo. È un buon cavallo, è dall'anno scorso che il cavallo doveva venire in Voltaia, è venuto in Voltaia preparato, perché comunque il cavallo è da Legnano che non corre, porta un cavallo preparato da maggio a oggi, non è facile, insomma io ho preso l'impegno e l'abbiamo rispettato, il cavallo è arrivato pronto. Giuseppe è stato bravo perché comunque io gli ho detto l'importante è farti o primo o secondo. E niente, il quarto quinto giro ha fatto la diversità come ha sempre fatto. Certo, questo palio come l'hai visto, Castello ti aspettavi anche tu che fosse veloce in partenza? Sì, il cavallo di Gingillo è un buon cavallo, lui è un bravo fantino
è partito in testa, però io avevo molta fiducia nel quarto e quinto giro, perché comunque lui è un cavallo che fa un po' più la distanza e anche il primo anno che ha vinto con Silvano in Voltaia sembrava che non ce n'era più, poi poi prese la pedalata e anche oggi ha fatto un po' così, c'è stato un mezzo giro, un giro sembrava che non andava, poi ha iniziato a prendere la pedalata. Per me quello che deve riguardare, se posso spezzare una lancia per l'organizzazione, bisogna che la pista la allarghino poco, perché così è pericolosa. L'hai vista stretta questa? È troppo stretta, dai. Tanto alla fine vedi, poi se devi passare passi uguale, ma così è pericolosa. Rischiano, per me oggi è andata bene, ma poi c'è anche qualche troiaio. Quindi tu pensi che non è una questione di curve facili o meno, no, tu dici proprio punti sulla... Allora, non è che qua se è stretta un cavallo va più forte o più piano, le curve vanno bene, solo la parte esterna, se vogliono correre 4 contrari, 4 cavalli ci sono stretti, non ci stanno. Non è un messaggio critico, è quasi un consiglio. No, è un consiglio, una cosa che io ho visto da fuori, faccio questo lavoro, rischi che poi fai cadere anche qualcuno e si fa male, se cade un cavallo e poi succede un problema per tutti. Penso che sia meglio che non succeda mai. Ora cosa ti attende? Ora vado a Cioasti sicuro e vado a Casa del Piano, però per ora non c'ho nulla, mi piacerebbe montare ma non c'ho nulla. Bene. Allora buon rientro a casa. Grazie mille. Ciao. Alessandro Conti, ti tocca. Io non inquadrare il mio fazzolettore, ma inquadra Alessandro, se fa il conto dovrebbe essere il terzo palio. Terzo palio su 4, anzi io direi 4 su 4. Walter, è stato un lavoro concreto, l'anno scorso non si è vinto ma si è vinto uguale perché volevamo questa cosa, volevamo che vincesse Walter e abbiamo lavorato con Borgo. Borgo ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, come del resto ha fatto un ottimo lavoro quest'anno e siamo a 4. Mi parli di Walter perché è qui a fianco a te, ma a fianco a me c'è Giosuè Carboni. Parlo di Walter perché a fianco a me Giosuè, come ho detto a tutti, è un rapporto nato un mese fa, siamo diventati come, diciamo, già come amici. Giosuè è un ragazzo splendido, è un ragazzo umile, fuori dai sistemi, si è messo a servizio, ha ascoltato tutto quello che gli abbiamo detto, sia io che Walter, ha fatto un lavoro eccellente. Senti, ho chiesto a Giosuè cosa si riporta a casa da Piancastagnaio, non solo da Voltaia. Lui ha detto: mi porto dietro sostanzialmente la festa, mi porto dietro una grande opportunità anche per il futuro. Io quello che ho visto un ragazzo che ha vinto il palio che piangeva, e piangeva perché aveva vinto il suo primo palio, e sono orgogliosissimo di averglielo fatto vincere in Voltaia. E te, Alessandro? Io so al settimo cielo, perché abbiamo preso in mano la contrada che aveva qualche problema e ora la contrada è diventata veramente, è ritornata a essere Voltaia degli anni 90. Un messaggio alle altre contrade? Un messaggio alle altre contrade: siamo i più forti, dovete passare da Voltaia.